Il gruppo Friuli TV augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Un grazie agli sponsor, ai collaboratori, ai nostri media partner per aver contribuito a far crescere la nostra piattaforma in questo 2023, che ha visto nascere due importanti progetti. Abbiamo aperto il secondo canale Friuli TV 2 dedicato allo sport e agli eventi, ed è stato avviato il progetto Made in Carnia con la nascita di Carnia Web TV, il terzo canale del gruppo, dedicato alla Carnia. Un grazie di cuore per questo ai Ghidina Folk, Valentino e Alessandra, partner musicali del gruppo. Saranno con noi anche nel 2024. Abbiamo inoltre attivato il canale tecnologico FTV Tech, un grazie di cuore per la collaborazione all'esperto informatico Davide Ronchi. Ma sarà a gennaio 2024 che partirà il grande progetto. Friuli TV sbarca fuori dai confini e nasce Media Europa Channel, canale principale del gruppo, che si occuperà di politica, informazioni, eventi a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto al nuovo direttore responsabile del progetto, il giornalista Enzo Cattaruzzi, che entrerà nello staff di Friuli TV. Buone feste a tutti, infine, dai fondatori di Friuli TV Omar Costantini e Giuseppe Quattrin. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Chiamati dal personale della struttura a seguito dell'attivazione dell'allarme antincendio, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti alle 4:45 di oggi presso la cappella di una casa di riposo a San Vito al Tagliamento. Giunti sul posto hanno trovato i locali della stessa invasi dal fumo e utilizzando la termocamera hanno individuato le fiamme che erano localizzate nel presepe realizzato alla base dell'altare. Spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto all'evacuazione dei fumi e alla messa in sicurezza dei locali. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Non è stato coinvolto nessuno dei locali della casa di riposo che anche durante le fasi di spegnimento e messa in sicurezza ha potuto continuare la normale attività senza nessun disagio per ospiti e operatori. 8 persone sono state soccorse dal personale sanitario a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 23 di ieri sera lungo la A4 nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, a circa 10 km dall'uscita di Portogruaro in direzione Venezia. Per causa in corso di accertamento da parte del personale della polizia stradale si sono scontrati tra loro 2 veicoli. 8 le persone coinvolte. I conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli dei mezzi. Nessuno ha mai perso i sensi. Il personale sanitario ha controllato le 8 persone rimaste coinvolte nel sinistro. Per 2 di loro è stata necessaria l'ospedalizzazione con il trasporto al pronto soccorso del nosocomio di Portogruaro, una in codice giallo e l'altra in codice verde. Estese agevolazioni bus treni a studenti fuori regione, leggero aumento delle tariffe base dovuto all'inflazione. Le parole dell'assessore regionale Cristina Amirante. Assessore Amirante, ultima giunta dell'anno, approvate le nuove tariffe per il trasporto pubblico locale. Quali sono le principali novità? Le novità riguardano ovviamente quello che è l'aumento previsto nel 2024. La buona notizia è che grazie al contratto che la Regione ha stipulato con la TPL FVG l'aumento non sarà molto contenuto grazie appunto al tetto massimo contrattuale previsto del 4%. Questo significa che su un biglietto di TPL urbano si passa da 1,40 € a 1,45 €, quindi pochi centesimi di differenza. Le buone notizie invece ovviamente vengono confermate tutte le formule di agevolazione a favore degli studenti under 27, quindi con gli sconti sugli abbonamenti sia del trasporto pubblico locale su gomma che quello su rotaie, così come le formule famiglia. Ma non solo, abbiamo previsto di estendere una agevolazione sempre al 50% degli abbonamenti anche dei nostri ragazzi che studiano nel vicino Veneto, non solo come era nel 2023 per il trasporto su gomma, quindi con gli autobus, ma quest'anno a partire dal 24 al 1 gennaio sarà possibile anche avere questa scontistica sul trasporto ferroviario.
Chiudiamo qui questa edizione del mattino, grazie a voi per la visione e l'ascolto, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.